Education, ultimo appuntamento, come è andata e quali sono stati i numeri? È andata benissimo questa terza edizione, ha visto coinvolte per quanto riguarda la nostra federazione da 14 classi del primo anno a 24, da 300 ragazzi coinvolti nel primo anno dell'educazione finanziaria a 526 ragazzi coinvolti. Quindi certamente un successo con una serie di incontri nelle scuole e adesso con questo ultimo incontro in banca dove i ragazzi hanno visitato tutte le banche dei propri territori di appartenenza. Ci portiamo a casa allora tanta gioventù, i ragazzi che sono venuti a trovarci nelle banche, ma anche noi che siamo andati nelle scuole attraverso l'Università di Padova, Irecop, ricordiamo che questo progetto è con loro e anche con il supporto di Fondo Sviluppo. Ci portiamo a casa diverse iniziative che possiamo coinvolgere sempre più i giovani all'interno delle nostre compagini bancarie e come noi banche di credito cooperativo siamo a supporto del territorio dobbiamo sempre essere più vicini e prossimi a questi giovani che si approcciano al mondo del lavoro, al mondo dell'università al fine di coinvolgere sia appunto nel mondo del lavoro che anche come giovani soci che possono appunto sostenere e essere i veri detentori delle nostre banche. Ultima cosa, è ancora attuale, ancora è per la generazione Z il valore del credito cooperativo? È certamente attuale perché le attenzioni delle giovani generazioni e quelli che sono i modelli di ESG, quindi la vicinanza all'ambiente, al sociale, alla governance, è certamente uno dei loro aspetti in cui si sentono più vicini, si sentono più confortevoli anche nella propria formazione. Noi banche di credito cooperativo certamente ce l'abbiamo per natura questo aspetto, dobbiamo solo essere in grado di comunicarlo in maniera più efficace e spiegare a loro l'esistenza appunto di questi concetti, di questa territorialità che spesso è un costo, ha delle difficoltà, serve più tempo, un processo più lento ma che porta certamente molti benefici per il territorio, per la collettività e per il bene comune. Presidente, questa tra l'altro è l'ultima visita di Education delle scuole nelle banche, quindi un onore ma anche un onere chiudere questo percorso. Un piacere perché banca di credito BVR, banca del Veneto Centrale, a contatto insieme ai giovani, in incontri dove nasce la curiosità, la conoscenza, si sviluppano relazioni per il futuro, ragazzi che un domani potranno essere e saranno clienti, soci, magari anche persone di riferimento all'interno del nostro istituto. Ecco, questi giovani danno un po' di linfa, danno un po' di novità anche al sistema delle BCC. Abbiamo bisogno di questi giovani, quindi è una delle priorità che lo dico con grande sorriso perché parlare assieme con i giovani, pensare a un futuro con i giovani è uno dei nostri obiettivi principali. Ecco, questi giovani vengono in banca e cosa scoprono all'interno della banca? Parlavo prima di curiosità, si vede sempre la banca come un'entità astratta, distante, una cosa che si immagina il dollaro, l'euro, invece ci sono persone, risorse, vite, relazioni. Si comincia a capire, a educare, a crescere anche nel mondo finanziario per gli stessi giovani, per poi entrarvi dentro effettivamente perché è un accrescimento, una cultura. Ecco, per quanto riguarda proprio il sistema economico attuale, visto anche quello che sta succedendo, che come si inseriscono le banche di credito cooperativo in una situazione mondiale abbastanza difficile? Chiaramente noi viviamo delle realtà comunque simili, importanti, abbiamo le stesse regole, gli stessi obblighi e gli stessi equilibri finanziari. Abbiamo una grande fortuna noi che siamo banche del territorio, lavoriamo con un territorio importante, sano, importante, forte e che ha sempre risposto ad ogni momento, ogni congiuntura economica. Anche noi abbiamo le nostre preoccupazioni, guerra, dazi, prima il Covid, ce n'è sempre una, però siamo sempre in prima linea per il territorio. Stecca, che è il vicepresidente della nostra banca e che rappresenta proprio questo territorio della provincia di Vicenza. Best, che è il principale sponsor che vi ha consentito poi di fare questo corso. Come è andato questo percorso di Education prima in classe e adesso qui?
Allora, a me è interessato particolarmente perché abbiamo approfondito dei temi che non abbiamo, cioè non si parla mai a scuola e mi è piaciuto soprattutto anche adesso, qua insomma la spiegazione che hanno fatto sia alla scuola nostra che anche qua in uscita, insomma. Cosa ne sapevi del credito cooperativo? Del credito cooperativo, allora io ero già informato perché mia mamma fa parte insomma di questa banca però non ho mai approfondito insomma il tema. Io so che mamma c'era questa banca qua, ma non abbiamo mai parlato insomma di questo tema qua, però comunque adesso mi sono reso conto che approfondisce dei temi molto attuali, anche molto interessanti, che non finanzia ad esempio cose negative che le altre banche lo fanno ad esempio. Ma tu da grande vorresti entrare in banca? Una domanda molto grande, non lo so, io non ho grandi aspettative, cioè non ho aspettative del mio futuro, adesso vedo insomma, finisco i miei studi insomma e dopo sceglierò, ecco insomma. Tu hai un conto corrente? Sì. E che cosa ci metti dentro? Io allora ho lavoro d'estate e come bagnino insomma e sì, mi vengono versati i soldi in quel conto lì, ecco. E cosa farai? Che cosa stai facendo col conto? Fai degli investimenti oppure li metti lì? No, no, lo uso come insomma risparmio, mi pago le mie piccole cose, insomma le serate o anche non so, tutto quello insomma che mi serve a me, ecco. Intanto che cosa ti è piaciuto e se ti è piaciuto qualcosa di questo progetto? Allora, mi è soprattutto piaciuto il fatto che sono state coinvolte più classi rispetto all'anno scorso ed è stato un progetto molto formativo e diverso da tutti quelli che abbiamo fatto perché andava nell'ambito economico e noi essendo scienze umane abbiamo fatto sempre progetti che c'entravano con temi sociali e questo progetto in ambito economico è stato molto utile dato che noi non facendo neanche economia nel nostro indirizzo abbiamo approfondito temi che magari in famiglia non se ne parlava molto spesso ma neanche in classe con i professori. Tu cosa ne sai della banca, di un conto corrente, di investimenti, criptovalute, non lo so. Prima di questo corso non ne sapevo molto. Sapevo magari come funzionava tipo l'accredito di una carta di credito, come venivano pagate certe cose, tutto, però molto in linea generale, però con questo corso ho imparato molte più cose nell'ambito dell'economia e all'interno della banca, come funzionano determinati contesti e accreditamenti vari. A te piacerebbe lavorare in banca in futuro? No. Cosa vorresti fare se hai un'idea? C'entra sempre col marketing ed è fashion marketing.